Mercoledì 9 novembre, buongiorno, ben ritrovati a tutti voi telespettatori. Anche oggi puntuali, sono le 12, noi siamo in diretta con il nostro Focus TG per portare a casa vostra le notizie, l'informazione del Veneto dal Veneto, perché non mancheranno i nostri collegamenti con i vari colleghi delle varie sedi, delle varie redazioni sparse sul territorio, ma soprattutto non mancheranno i contenuti, non mancheranno i servizi e le notizie di tutto quello che è successo e sta succedendo nel nostro territorio. Come sempre, piccolo preambolo, insomma la prima parte del nostro Focus TG sarà dedicata prevalentemente alla cronaca, ma poi ampio spazio per l'attualità, la cultura, lo sport, il turismo, insomma, e tante altre notizie curiose, perché saremo in diretta e in vostra compagnia, se vorrete, fino alle 13:30. Iniziamo subito tornando sulla questione del sequestro del cantiere allo stadio Euganeo di Padova. Proprio ieri in diretta nel nostro Focus TG vi abbiamo dato la notizia appena battuta con il comunicato ufficiale della Procura. Ebbene, ci sono anche il sindaco Giordani e l'assessore Bonavina tra gli indagati sulla vicenda dei lavori allo stadio. Lo hanno rivelato loro stessi. Vi preannuncio che più avanti nel corso del nostro giornale saremo sul posto con un collegamento in diretta insieme al nostro collega Federico Fusetti per tutti gli ultimi aggiornamenti, perché ci sono proteste, perché le opposizioni hanno chiesto ufficialmente anche le dimissioni dell'assessore. Insomma, ci sono sviluppi. Intanto ricapitoliamo tutto nel prossimo servizio. Si allarga l'indagine e la vicenda dei lavori allo stadio Euganeo. Tra gli indagati, infatti, ci sono anche il sindaco Sergio Giordani e l'assessore allo sport Diego Bonavina. Sono stati loro stessi a rivelarlo in serata, dopo che la Guardia di Finanza in mattinata aveva sequestrato il cantiere dei lavori per la curva sud e notificato l'interdizione per 2 funzionari del comune. Sergio Giordani ha affermato di essere sereno, convinto di essersi comportato nel rispetto della legge e pronto a chiarire la posizione nelle sedi opportune. Nel frattempo rigetta ogni strumentalizzazione politica, con le opposizioni che però hanno già fatto sentire la loro voce polemica. Con lui indagato anche Diego Bonavina, al quale il sindaco rinnova la totale fiducia. L'assessore dichiara di aver sempre avuto come priorità l'interesse di Padova, la trasparenza e il rispetto delle scadenze dei lavori in questione. Difficile che nelle prossime ore i 2 amministratori rilascino altre dichiarazioni. I provvedimenti, lo ricordiamo, hanno colpito 2 funzionari comunali sospesi per 5 mesi e 2 imprenditori che rispettivamente per 5 e 3 mesi non potranno contrattare con la pubblica amministrazione. Il reato ipotizzato per queste 4 persone è quello di subappalto non autorizzato. Torniamo a parlare della vicenda con cui oltretutto abbiamo aperto il nostro giornale ieri, l'incendio poco prima dell'alba, il pauroso incendio che ha completamente distrutto l'albergo Ponte Serra a Lamon. 6 gli ospiti della struttura portati in salvo e fortunatamente senza nessuna conseguenza, quindi incolumi, ma i danni alla struttura sono ingentissimi, per coprire parte dei quali è già scattata una vera e propria gara di solidarietà. Qui stiamo vedendo consumarsi uno dei simboli della nostra comunità da ormai il 1861. È una cosa che non pensavamo di dover vedere. Ecco quel che restava attorno a mezzogiorno di oggi del glorioso albergo Ponte Serra a Lamon. Collassato il tetto e sbriciolati i solai in legno dell'immobile devastato da un furioso incendio che si è sviluppato qualche ora prima dell'alba pare al piano mansardato. A dare l'allarme un automobilista che ha visto il fumo copioso, ha avvisato il proprietario Davide Pante, che si è prodigato per far uscire le 6 persone ospiti della struttura, tutte fortunatamente incolumi. Mi dispiace molto per loro perché li conosco da tempo
Chiusa la strada regionale del Grappa e Passorolle, a lungo interdetta al traffico per consentire le operazioni di spegnimento del rogo, cui si sono alternati incessantemente oltre una sessantina di vigili del fuoco, effettivi e volontari, accorsi da tutto il Vellunese e dalla vicina provincia di Trento. Non sappiamo di preciso dove è partito l'incendio, comunque stiamo valutando le varie possibilità. Noi siamo arrivati sul posto, c'erano già le fiamme sviluppate sul sottotetto che erano molto alte, quindi era già ben esteso. Al lavoro anche i volontari della Protezione Civile di Lamon. C'è bisogno di tanta acqua, c'è bisogno di cibo e c'è bisogno anche di qualche raccordo che non guasta mai, insomma. E quindi un grazie speciale anche a loro. Il complesso ottocentesco, chiuso per una quarantina d'anni, era stato acquisito nel 2017 da Davide Pante, ex assessore di Lamon, e dalla moglie Deborah, e dopo la riapertura del ristorante 2 anni dopo erano stati avviati i lavori di ristrutturazione che avevano restituito l'albergo locanda agli antichi fasti. La sfortuna è tanta e come amministrazione comunale credo che oltre ovviamente ad esprimere vicinanza, ed è il minimo ma è anche naturale, si debba pensare a una qualche forma di sostegno straordinario. È un'attività insomma importante che per il momento se ne va. Per il momento, sottolinea il sindaco di Lamon, perché il grande cuore dei suoi concittadini e quello di chi ama da sempre quel luogo magico si è già messo in moto. Si pensa a una sottoscrizione popolare per dare una mano a Davide e Deborah, a loro l'abbraccio e il sostegno di una comunità sconvolta da una tragedia inimmaginabile. E adesso parliamo del difficile compito dei vigili del fuoco. Erano presenti la notte dell'incidente in cui Miriam Ciobanu ha perso la vita e confermano che le tragedie come quella sono sempre più frequenti. Parlano ai nostri microfoni i vigili del fuoco di Treviso. Ieri in comando è arrivata una lettera speciale, una lettera di ringraziamento. In 9 minuti dalla chiamata sono arrivati nel luogo dell'incidente e per più di 40 minuti hanno fatto in modo di estrarmi dalla lamiere mettendomi in salvo. Io e la mia famiglia ve ne saremo grati a vita. La voce del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Giuseppe Costa cede quando arriva le ultime parole della lettera. Chi scrive è una ragazza vittima di un incidente stradale grave. 5 mesi di ospedale, 2 in terapia intensiva, 3 operazioni chirurgiche subite. Sono qui a scrivere per la prima volta e in prima persona a voi per ringraziare i componenti della squadra che mi hanno salvato la vita. È arrivata in comando pochi giorni fa una luce che scalda in questi giorni freddi che hanno visto i pompieri sempre più impegnati nel salvataggio di vite umane sulle strade della Marca. Un numero sempre più alto di vite spezzate per la velocità, per la guida sotto effetto di alcol e droga, per l'utilizzo di cellulare al volante. Purtroppo sì, a volte non c'è la consapevolezza che quando uno si mette in macchina deve essere uno prudente. 2, non bisogna mettersi alla guida se abbiamo bevuto qualche bicchiere di vino. Pompieri che sono i primi ad arrivare sul luogo dell'incidente, in situazioni che sovente sono una corsa contro il tempo per salvare vite umane. È bruttissimo, guardate, abbiamo visto l'ultimo incidente stradale di quella ragazza dove il corpo è stato completamente dilaniato. È chiaro che in quei momenti devi intervenire per raccogliere quello che rimane di una persona e dopodiché te lo porti a casa, quindi bisogna fare una serie anche a volte di percorsi con psicologi per capire lo stato d'animo in cui un vigile sta attraversando. Piccolo aggiornamento sulla situazione Covid prima di andare in pubblicità. Sono in rialzo gli indicatori su malati e ricoverati per Covid-19 in Veneto, dove ieri si sono registrati 4.176 nuovi casi, per un totale che da inizio pandemia fa segnare 2.452.585 contagi da Covid. Nelle ultime 24 ore segnaliamo purtroppo anche 6 decessi e qui il numero di persone che hanno perso la vita dall'inizio della pandemia sale a 15.792. Salgono più 287 in 24 ore i positivi ufficiali che arrivano
quasi a sfiorare i 50.000 attuali positivi in Veneto, mentre negli ospedali ci sono 32 nuovi ricoveri in area medica, quindi in area non critica, con il totale che sale quindi a 1.101 e crescono di 2 anche le terapie intensive. Questo è un po' il quadro della situazione, quindi più 287 positivi attualmente positivi rispetto alle ultime 24 ore, 32 ricoveri in più e 2 terapie intensive in più. Questo è quanto, noi adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi perché abbiamo tutta la nostra pagina di cronaca da vedere insieme e poi insomma tutti i nostri altri servizi. A fra poco. Ben ritrovati in diretta con Focus TG, noi andiamo avanti con la nostra pagina di cronaca, parliamo del crack della Banca Popolare di Vicenza, sentenza di primo grado, 7 anni all'ex DG Samuele Sorato e confisca di 963 milioni. La posizione dell'ex manager era stata stralciata dal processo principale perché malato, il cui appello poi si è concluso qualche settimana fa. Vediamo tutto nel prossimo servizio. 7 anni di reclusione e quasi 1 miliardo di confisca del denaro utilizzato per commettere il reato e, qualora non possibile, la confisca per equivalente di beni personali dell'imputato. Questa la pena all'ex manager della Popolare di Vicenza, inflitta dal collegio presieduto dal giudice Chiara Cuzzi all'ex direttore generale Samuele Sorato. I pubblici ministeri Gianni Pipeschi e Luigi Salvadori per Sorato avevano chiesto 11 anni e 6 mesi, accusato di falso in prospetto, ostacolo alla vigilanza e aggiotaggio. La posizione dell'ex DG era stata stralciata a causa delle sue gravi condizioni di salute dal filone principale del processo a carico degli ex vertici della Banca Popolare di Vicenza, filone arrivato al secondo grado di giudizio con la conclusione del processo d'appello. 90 giorni ora il termine per il deposito della motivazione della sentenza, trascorso il quale i legali dell'imputato potranno decidere se ricorrere in appello contro la sentenza pronunciata ieri in primo grado. Centinaia di aggressioni all'anno, aggressioni sia fisiche che verbali, vittime sono i medici, gli infermieri degli ospedali della Marca. Per questo l'ULSS 2 è corsa ai ripari con dei veri e propri corsi di addestramento. Non un'emergenza quanto un fenomeno radicato e diffuso. In 2 anni sono quasi 900 le aggressioni fisiche e verbali registrate ai danni del personale sanitario dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Nel 2021 solo gli infortuni derivanti dal Terchi sono stati 18, nel 2019 era andata anche peggio, ben 39. Incorsie, insulti e minacce sono in continuo aumento, ma non è solo una questione di quantità. Quello che ci fa riflettere e ci preoccupa è proprio dove si stanno diffondendo, perché mentre storicamente avvenivano qualche anno fa in situazioni come l'SPDC, Pronto Soccorso, SERD e altro, dove proprio per la tipologia di attività erano anche facilmente prevedibili, ora purtroppo li troviamo anche in reparti dove storicamente non sono mai avvenuti o molto raramente, non so, la cardiologia, l'ortopedia, eccetera. Da qui l'iniziativa del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ULSS che accanto a forze dell'ordine e squadre di soccorso esterne ha avviato nei distretti di Treviso e Asolo dei cicli di addestramento del personale, vere e proprie esercitazioni con gli equipaggi della Polizia di Stato che hanno anche simulato un intervento della squadra mobile in psichiatria al Cafoncello per far fronte a uno scenario di aggressione e sequestro degli operatori da parte di un paziente armato. Più in generale, tanti utenti perdono troppo facilmente le staffe. Probabilmente la situazione economica o il momento critico attuale ne facilita la diffusione. Probabilmente gli operatori dove non sono mai avvenute queste situazioni vengono un po' così a volte presi anche alla sprovvista. A non aiutare nemmeno le tensioni sul Covid e sui vaccini, anche se su questo aspetto c'è prudenza. La situazione pandemica ha sicuramente peggiorato la situazione, quindi sicuramente un'incidenza c'è
ce la potrà avere, dirlo così in maniera oggettiva non siamo in grado. Parliamo adesso di spaccio e di degrado, ci spostiamo a Mestre perché lo smercio di droga si allarga dalla zona della stazione alle vie del centro. Questo è anche un po' l'effetto dell'inasprimento dei controlli delle forze dell'ordine in via Piave. Commercianti e residenti delle zone limitrofe temono comunque di diventare una sorta di succursale proprio dello spaccio e del degrado. La situazione qui in Corso del Popolo. Quando scende la sera è terribile. Gran biciclette che sparano, che si buttano sotto i sottoportici di corsa, monopattini, gran pali fermi, gran gente che compra e spaccia. Lo spaccio si estende a macchia d'olio da via Piave a via Sernaglia, via Cappuccina, via Leardi e Corso del Popolo, fino ad arrivare in centro a Mestre. Lo smercio di droga è un fenomeno vissuto di giorno e di notte, lungo i marciapiedi, tra i passanti, agli angoli delle strade. Decine i pusher che in bicicletta o monopattino si muovono agilmente per incontrare i clienti e sfuggire al pattugliamento delle forze dell'ordine. Un commerciante denuncia la grave situazione preferendo non farsi riprendere. Sì, soprattutto qua in Corso del Popolo penso, perché ormai si sono spostati quasi tutti qua. Gente di colore, gente magrebini, gente così. Qua ormai è tutto pieno. Forze dell'ordine se ne vedono pochissime, quasi zero praticamente. Se no passano e indifferenti vanno avanti. I commercianti chiedono più sicurezza, con loro i residenti che temono di diventare una succursale di via Piave. Sotto i portici, praticamente dove ci sono le panchine, invece che essere usate dagli anziani, vengono usate da tutti questa gentaglia qua. È successo qualche volta che chiamiamo comunque l'intervento delle forze dell'ordine, ma sono molto latitanti. Okay. E di sera fino alle 2-3 di notte urla, queste cose qua. E si vede la gente praticamente che frequenta, cioè chi si viene a prendere le dosi, sta roba qua. Alle volte vedi che le mettono anche dentro dove ci sono le piante. Stiamo facendo la fine di via Piave. Restiamo a Mestre, spaccata e furto in un negozio di Corso del Popolo, e allora la questione sicurezza, come abbiamo sentito, resta primaria. I commercianti chiedono più controlli perché la situazione sta diventando assolutamente complicata sia da gestire che da tollerare. Questo è un infisso danneggiato, purtroppo è stato sfondato, il nostro sistema di esposizione dei tessuti, la nostra raggiera è stata divelta. In pochi giorni sono state almeno 3 le spaccate notturne tra via Piave, via Dante e Corso del Popolo, in un ristorante, in un'agenzia di pratiche commerciali e in questo negozio di tessuti. I malviventi hanno agito di notte, dopo aver messo tutto sottosopra sono riusciti a portare via delle macchine da cucire, oltre a qualche spicciolo in cassa, tanti danni fra mobili e cassetti. Purtroppo abbiamo constatato che mancano delle macchine per cucire, chiaramente era un po' l'oggetto più di valore economico. Quante? Stiamo conteggiando, non sappiamo se sono 6 o 7, adesso perché ci mancano delle scatole all'appello, stiamo facendo tutte le verifiche del caso, e qualcosa dalla cassa, la moneta, il fondo cassa, e più che altro tanta confusione e un po' di danni sull'infisso, sul vetro. L'unica macchina da cucire che non sono riusciti a prendere? Sì, l'abbiamo trovata per terra, probabilmente nella fuga o è caduta o sono stati disturbati, questo non lo sappiamo, era per terra, appunto c'erano dei danni, anche altri danni appunto che adesso sistemeremo o vedremo se bisogna cambiarla, insomma. In passato i tentati furti alla GS Scampoli di Corso del Popolo non sono mancati. Una volta sono riusciti a rubare anche in pieno giorno, sempre delle macchine da cucire. La paura di subire un furto in pieno centro a Mestre spaventa molti commercianti. Quando mio papà 15 anni fa ha aperto negozio non era così, la piazza era una piazza fiorente, era un bel posto e il posto è bello ancora, purtroppo bisogna un pochino sanarlo forse. Forte scossa di terremoto questa mattina con magnitudo 5.7 nelle Marche, scuole chiuse ad Ancona, ma il movimento tellurico al largo delle coste delle Marche settentrionali è stato seguito da uno sciame sismico di circa 20 scosse poi di assestamento, avvertito in tutta Italia, anche nel nord-est.
40 secondi di paura anche a nord-est. Poco dopo le 7, le 2 lunghe scosse di terremoto che hanno svegliato nel peggiore dei modi buona parte dell'Italia centro-settentrionale. In Veneto, tensione soprattutto nelle province di Padova, Venezia e Vicenza, con il tremore intenso di oggetti e mobili, riflesso delle scosse che avvenivano nelle Marche. Una ventina in tutto, le più forti alle 7,07, magnitudo 5,7 della scala Richter, e la seconda alle 7,12, magnitudo 4. L'epicentro del sisma è stato registrato in mare a 21 km a nord-est di Senigallia, in provincia di Ancona, a circa 8 km di profondità al largo dell'Adriatico. In diverse città delle Marche sono state precauzionalmente sospese le lezioni scolastiche e universitarie. In particolare a Fano, Pesaro, Senigallia e Ancona, scuole chiuse di ogni ordine e grado. Sospesa anche la circolazione ferroviaria. I vigili del fuoco sono usciti in ricognizione per accertare eventuali danni che per il momento non si registrano, così come fortunatamente feriti. E a Padova in questo momento si segnalano scontri e tensioni tra polizia e manifestanti per quello che riguarda lo sgombro degli alloggi ATER occupati. Noi ci siamo proprio sul posto e tra poco saremo in diretta con la nostra collega Valentina Visentin per mostrarvi le immagini e raccontarvi tutto quello che sta succedendo in questa incredibile mattinata di tensione a Padova. Noi intanto però adesso lasciamo per un attimo da parte la cronaca in attesa di appunto collegarci con Valentina Visentin. Parliamo del problema legato ancora al caro bollette, ai costi, alle difficoltà che stanno attanagliando le famiglie e non solo. Riguardo al caro bollette, il Comune di Treviso invita gli anziani ad andare nei centri ricreativi, nei locali riscaldati. Si effettuano anche molte attività. Fanno sapere, questo è anche un'occasione di risparmiare sulle bollette di casa. Vediamo. Con l'abbassarsi delle temperature e la necessità di accendere il riscaldamento domestico sono molte le iniziative dei comuni per andare incontro soprattutto alle fasce più deboli della popolazione, costrette a fronteggiare il caro bollette. I più coinvolti sono soprattutto gli anziani che trascorrono tra le mura domestiche gran parte della giornata. Se ad esempio a Padova il comune apre delle sale riscaldate nei quartieri, Treviso punta sulla rete dei centri ricreativi per anziani, 10 in città, dislocati nei diversi quartieri. Contiamo molto su questi punti di riferimento. Io proprio domani ho un incontro di coordinamento con tutti i presidenti per poi fare una promozione a tappeto. Aperti tutto l'anno, anche nei mesi freddi, i centri possono diventare per gli anziani l'occasione per risparmiare sulla bolletta, ma anche per socializzare. Il valore aggiunto dell'iniziativa dei centri ricreativi è che propongono attività, quindi durante tutta la settimana ci si può ritrovare. Tutti hanno un servizio bar interno, ci si può ritrovare per giocare a carte semplicemente oppure per aderire alle diverse attività che sono corsi di pittura, sono corsi di ginnastica dolce, di ginnastica di mantenimento. Ci sono poi corsi di digitalizzazione per imparare ad usare computer e smartphone e si creano amicizie con cene e gite organizzate dai partecipanti. Quindi non è solo un luogo dove ovviamente combattere quello che è il caro energia, il caro bollette, ma soprattutto vincere la solitudine. Ci fermiamo adesso per un piccolo break pubblicitario e rientriamo tra pochissimo perché dobbiamo anche ascoltare cosa ci ha detto Vittorio Sgarbi in tema di cultura. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente, poi come vi dicevo la cronaca impellente da Padova con gli scontri tra polizia e manifestanti, tante altre notizie di attualità, tutto questo fra poco. (12:30), ben ritrovati in diretta con Focus TG, tante notizie, tanti aggiornamenti, vi terremo compagnia in diretta fino alle 13:30, vi terremo compagnia e vi terremo informati come nostra consuetudine. Noi adesso continuiamo però a parlare del filone legato ai rincari. L'appello dei gestori dei locali ai sottosegretari padovani. Rimaniamo, come vi dicevo, a parlare di persone in difficoltà, esercenti in difficoltà, commercianti in difficoltà. Tutti chiedono al governo di intervenire in maniera rapida e risolutiva per frenare una volta per tutte il caro bollette.
Caro bollette e cuneo fiscale sono i due temi più importanti che l'APPE, l'associazione della provincia di Padova dei locali pubblici, sta affrontando, e si tratta di vere e proprie emergenze. Detto che con due sottosegretari padovani, Bitonci e Ostellari, l'APPE è convinta di poter avere un dialogo diretto con loro e quindi con il governo, non c'è tempo da perdere. In gioco ci sono decine di realtà che potrebbero chiudere soffocate dai costi e dai debiti. Il caro bollette colpisce tutti indistintamente, però magari mentre le famiglie in qualche modo riescono a far fronte, magari stringendo i denti, le imprese sono oggettivamente molto in difficoltà e le chiusure di questi ultimi mesi, di queste ultime settimane di tanti pubblici esercizi ne sono la riprova concreta. L'altro tema caldo è quello delle agevolazioni fiscali, un cambio di regime che deve dare respiro alle aziende, sostenere i lavoratori, far circolare l'economia del paese che si trova in un momento difficile. Abbiamo sempre detto che occorre mettere a parità di costo per l'impresa, per il datore di lavoro, più soldi in tasca ai lavoratori, tagliare quello che è il cuneo fiscale in maniera che si possa anche incentivare quella che è la spesa e quindi che ne possano beneficiare indirettamente le attività commerciali, di servizio e turistiche. Intanto APPE chiede al governo una deroga sull'obbligo del pagamento elettronico, consentendo transazioni in contante per piccoli importi, come già accade per le tabaccherie. L'evasione fiscale, dicono, non si combatte con questi provvedimenti. Non è il primo caso e purtroppo è immaginabile, prevedibile che non sarà neanche l'ultimo, quello di condomini in difficoltà nel far fronte alle spese di riscaldamento, insomma alle spese di condominio dovute anche insomma, a questo momento particolare, questo momento complicato che tutti stiamo vivendo. E allora adesso ci spostiamo nel Mestrino, perché proprio i residenti di un condominio rischiano di restare al freddo nei prossimi mesi perché non sarebbero state pagate le bollette. 1 milione di euro di spese condominiali non pagate. È accaduto ai residenti del condominio San Marco a Mestre, uno dei più grandi fra Corso del Popolo, via Milano e via Bissolati, con 148 appartamenti che si sviluppano su grattacieli. I 78 proprietari si sono riuniti decidendo di affidarsi a un avvocato padovano per mettere in campo le azioni necessarie a recuperare i crediti nei confronti della società che risulterebbe insolvente. Si tratta di almeno 3 aziende riconducibili all'Ubi Immobiliare SRL, subentrata alla Gabetti, che gestiscono numerosi appartamenti e che non avrebbero nel passaggio di mano provveduto a saldare la quota parte di oneri per pulizie, riscaldamento, energia calcolata sulla base degli alloggi in affitto, in particolare dati a stranieri. Il rischio ora è quello di ritrovarsi senza riscaldamento. Parliamo adesso di riciclo dei rifiuti tessili. Ci spostiamo a Vicenza, 11 milioni di euro dal PNRR per un progetto che prevede l'ampliamento dell'impianto di Via dalla Scola, affiancato da un parco ecocivico. Abiti dimenticati in soffitta o non utilizzati che diventano rifiuti tessili da riciclare e far rivivere. E l'attuale impianto nell'area di Via dalla Scola è stato ammesso al finanziamento dal valore di 11 milioni di euro previsto nell'ambito dei bandi del PNRR emessi dal Ministero della Transizione Ecologica. L'obiettivo è duplice: realizzare un ampliamento di 6.800 metri quadrati dell'attuale impianto che fungerà da punto di raccolta e smistamento e realizzare una nuova area verde di 3.000 metri quadrati per lo sviluppo sostenibile ed inclusivo del quartiere San Pio X. È un bando che mira a creare il primo centro di raccolta tessile, diciamo, in Italia, perché sarà il più importante di tutto, soprattutto attraverso un progetto che riqualifica un intero quartiere, perché recuperiamo un'area verde dismessa che diventa un parco ecosostenibile. Un progetto importante di circa 11 milioni di euro, di cui poco più di 7 finanziati dallo Stato, per il quale adesso andiamo in fase esecutiva e che vedrà la sua realizzazione entro il 2026. Il nuovo impianto per la raccolta e il riuso dei rifiuti tessili di Via dalla Scola coprirà l'intero bacino provinciale e si candiderà ad essere la prima struttura di questo tipo in Italia. Il progetto avrà inoltre una ricaduta sociale. L'impianto sarà affiancato da un parco ecocivico aperto a tutto il quartiere nell'ottica di una cittadinanza attiva dal punto di vista del riuso e riciclo dei rifiuti tessili e dell'inclusione sociale.
E adesso voltiamo pagina, parliamo di cultura, ma non solo, perché abbiamo intercettato telefonicamente il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi. Su che cosa? Torniamo a parlare della bagarre scatenata sul possibile spostamento della statua del Gattamelata all'interno del Museo del Santo. Siamo chiaramente a Padova. Come vi dicevo, abbiamo raggiunto telefonicamente Vittorio Sgarbi, che ci spiega: è impossibile decidere su questa questione, è competenza della soprintendenza che rappresenta lo Stato, si tratta di rispetto delle regole, ma chiaramente chi meglio del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi può fare chiarezza su questa vicenda. Ascoltiamo. Qui non si sta parlando di cose private o di proprietà del Vaticano o dello Stato Pontificio, si parla di un bene universale che appartiene alla città e appartiene al mondo e che sta all'aperto da secoli e che può essere giustamente restaurato e anche riprodotto per farne gli usi che vogliono loro, ma l'originale sta all'esterno, punto. Ho dato indicazione precisa al sovrintendente Magani, che peraltro è d'accordo con me, il quale coordina tutta l'attività di ricerca e che non era citato in alcun modo negli articoli che ho letto, dove appariva soltanto il comune e il delegato pontificio. Si parla di scienziati che dovrebbero decidere, non decidono gli scienziati, decide lo Stato e decide la sovrintendenza. Io ho semplicemente richiamato in modo molto semplice le regole e i dati precisi che non possono essere rovesciati. Il comitato può essere utile, gli scienziati, parola che non capisco bene cosa significa, saranno una parte tecnici del restauro. Chi li guida? Quando c'è un restauro, chi lo guida? La sovrintendenza. È improvvisamente cambiato qualcosa? Perché questa cosa parte non da Magani, per cui ho dato pieno mandato, ma parte dal delegato pontificio, perché hanno in mente qualcosa di assolutamente inaccettabile, di fare un museo, cosa che è giusto fare quando devi ricoverare delle opere che non sai dove mettere, ma quella è nata lì ed è uno dei 10 monumenti nazionali vincolati, quindi non c'è una polemica, guerra, Sgarbi, Vaticano, non c'è una discussione. Hanno sbagliato dal punto di vista dei rapporti a indicare una cosa senza che la sovrintendenza avesse espresso un parere che e non è un parere, è una indicazione determinante, definitiva, e che non ha niente a che fare con la ricerca di tutto quello che vengono facendo per il restauro, che è assolutamente nobile, l'ho detto, lo plaudo al restauro, va benissimo, qualunque intervento, la pulitura, ma abbiamo all'esterno il colosso di Barletta, che è del III secolo d.C., i cavalli del Mochi, che sono capolavori assoluti, bellissimi, a Piacenza. Abbiamo all'esterno il Colleoni di Verrocchio, che sta a Venezia, e all'interno abbiamo messo in modo ridicolo e penoso il Marco Aurelio, di cui ho fatto un'orripilante copia, che tra l'altro gli archeologi sapevano benissimo non fosse necessaria. Cioè il bronzo è fatto per stare all'aperto, exegi ere perennius, quindi non riesco a capire, la discussione non esiste, non è che io personalmente, a parte che sono un critico d'arte, sono uno studioso del Rinascimento, ma qui non è in gioco il mio parere, io sono il rappresentante del Ministero, quindi il Ministero che indica al sovrintendente il percorso che il sovrintendente sa meglio di me. Quindi la responsabilità di tutto è del sovrintendente, lei sta chiamando me perché io mi sono espresso, ma quello che leggo, facciamo un museo, il sindaco dice facciano un museo e ci mettano le copie, bellissimo, un museo delle copie, ma non facciano un museo con gli originali pensando di spostare, come par di capire, quelli che stanno all'altare del santo, sacro, allestito da Boito, non dall'ultimo architetto, e prendere e mettere all'interno. È una cosa, è contro natura, è abominevole, è contro la legge e soprattutto è contro il vincolo che indica il monumento tra i 10 più importanti monumenti d'Italia. Se non capiscono questo, il Gattamelata non è che è lì perché loro ne facciano l'uso che vogliono, è lì perché lì è stato concepito, lì l'ha voluto Donatello. Abbiamo forse l'assessore che ha una visione del mondo più lucida di quella di Donatello. Donatello non sapeva che il bronzo sarebbe stato all'aperto ben oltre il tempo della sua vita. Dico, non lo so, mi sembra tutto inverosimile, quindi nessuna polemica. Io ho semplicemente richiamato i principi fondamentali che dicono lì è e lì sta, punto. Ecco, se poi vogliono fare altro, facciano quello che vogliono.
non so cosa faranno, verranno con i carri armati, cominceranno a pensare che allora la Cappella degli Scrovegni si può restaurare senza che ci sia la sovrintendenza. Tutto quello che avviene, io sono stato sovrintendente tutta la vita, ho cominciato nel 76, allora tutto quello che avviene nelle opere d'arte, secondo lei, che è un bravo giornalista, avviene con la sovrintendenza o senza? No, sospetto che la sovrintendenza... Tutta la vita che decide la sovrintendenza, improvvisamente qui ha visto che non compare la sovrintendenza nelle dichiarazioni, appare un degnissimo e bravissimo, mi dicono, delegato pontificio, appare Colasio, appare il sindaco, e Magani dov'è? Lei chiami Magani, così se qualcuno pensasse che io sono Sgarbi, quindi Sgarbi fa delle dichiarazioni, come dire, sempre così nel suo stile, lei chiama Magani e vedrà che Magani dice le stesse cose. A quel punto che facciamo? Abbiamo stabilito che non c'è più lo Stato. Ricordo anche, lo ripeto, per l'amministrazione che giustamente amministra i beni della Basilica, che la potestà di intervento è dello Stato, al punto tale che il mio grande amico Vescovo Monsignor Gioia ha un processo perché ha fatto dei lavori, come lei forse troverà negli archivi, dentro la Basilica del Sardo, pensando che fosse extraterritoriale. Non lo è, non lo era. È un bene che comunque è controllato dalla sovrintendenza. Siamo in Italia, non siamo in Vaticano. Il Vaticano è altrove. Questo equivoco era già nato, ma non c'è una potestà esclusiva che preveda, come accade in Vaticano, che lo Stato non entri. Lo Stato invece entra, e soprattutto sul sagrato. Quindi Gattamelata non è un bene indisponibile per lo Stato su cui interviene soltanto, perché altrimenti capita un secondo caso con Monsignor Gioia. Lei lo ricordi? Monsignor Gioia, vada a vedere la pratica. E allora questo il parere, questo il commento di Vittorio Sgarbi, ma sulla discussione se sia meglio farne una copia e proteggere l'originale al coperto o lasciarla sul sagrato del santo, continuiamo chiaramente a parlare della statua del Gattamelata, dopo l'intervento ai nostri microfoni del sottosegretario Vittorio Sgarbi, ecco la posizione dell'assessore alla cultura di Padova, Andrea Colasio. Una cosa è certa, la statua equestre del Gattamelata è molto rovinata. Il nodo della discussione è questo: per la ristrutturazione è meglio farne una copia e spostare l'originale al riparo, o meglio lasciarla all'aperto e visibile a tutti, che è lo spirito con cui Donatello l'ha realizzata. Versa in uno stato di degrado, non dico irreversibile, ma molto pericoloso. È evidente che è facile dire è lì da 6 secoli, lasciamo lì altri 6 secoli. Il problema è capire se è in grado di sostenere il mutamento climatico, ma soprattutto i fattori inquinanti. C'è un processo di corrosione del bronzo e molti altri elementi inquinanti invitano a procedere urgentemente con la diagnosi e il restauro, affidati però a studiosi e scienziati internazionali. A partire dalle risultanze di un'analisi rigorosa fatta da scienziati e studiosi di esperti di materiali, ci dovranno dire se esporre ancora 10, 20, un secolo la statua ai fattori esogeni inquinanti è plausibile con la tutela del bene. Il Ministero si deve occupare innanzitutto di tutelare l'integrità di un bene culturale. Il sottosegretario Sgarbi ha dichiarato ai nostri microfoni che la statua deve rimanere dov'è e che si batterà per questo. L'assessore Colasio definisce Sgarbi un amico di Padova, città che ha sempre dimostrato di amare. Io credo che Sgarbi ha ragione quando dice che la bellezza dell'Italia è il fatto che è un museo all'aperto. È fondamentale che un comitato scientifico internazionale ci dica sì, la statua può essere lasciata ancora alle intemperie. Se ci dicono che è possibile farlo, ne prenderemo atto. Diversamente si valuterà una collocazione diversa ed è giusto che non siano i politici a decidere, ma i tecnici. Bene, insomma, fatto chiarezza anche su questa bagarre, questa polemica che chiaramente avrà i suoi sviluppi. Noi adesso ci fermiamo per un attimo di pubblicità, rientriamo con tante altre notizie di cronaca, con i nostri collegamenti, uno su tutti, la diretta da Padova, lo ricordiamo, scontri tra polizia e manifestanti per lo sgombero degli alloggi Ater, quindi restate con noi, 2 minuti di pubblicità e torniamo. Manca una manciata di secondi alle 12:50, siamo in diretta, ben ritrovati al nostro Focus TG. Ebbene, come vi avevo
annunciato. Questa mattina la polizia ha sgombrato alcuni alloggi ATER a Padova, occupati abusivamente, e insomma ci sono stati scontri con alcuni attivisti dei centri sociali, insomma momenti di tensione. Noi sul posto abbiamo la nostra collega Valentina Visentini in diretta, qui ci diamo subito la linea per tutti gli ultimi aggiornamenti. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Alex, noi siamo appena ritornati qui in Via delle Malette, quartiere Palestro a Padova. Alle mie spalle vedete sono ancora al lavoro la ditta di traslochi che sta sgomberando i 4 alloggi ATER occupati abusivamente da anni, che questa mattina sono stati appunto sgomberati. All'interno vivevano alcuni attivisti dei centri sociali, non sono mancati momenti di tensione sia qui in Via delle Malette ma anche pochi minuti fa sotto la sede dell'ATER, dove appunto i manifestanti si erano spostati. Ci sono stati 2 scontri, lo potete vedere anche dalle immagini che abbiamo registrato in diretta, e nei momenti più salienti degli scontri, due scontri sotto la sede dell'ATER con la polizia. Sembra che una agente della Polizia di Stato sia anche stata colpita al volto da uno schiaffo da parte di uno dei manifestanti che sembrava che stessero tornando qui al quartiere Palestro. Infatti lo vedete che è ancora presidiato dalle forze dell'ordine che stanno bloccando l'ingresso di Via delle Melette per impedire che insomma tornino qui i manifestanti, ma sembra che si siano dispersi, annunciando però intorno alle 18 un nuovo momento di mobilitazione proprio davanti alla sede del comune di Padova. 2 momenti di tensione anche qui in Via delle Melette con 2 cariche della polizia. La seconda è partita dopo che una ragazza che occupava gli appartamenti ha inviato una foto ad alcuni amici qui all'esterno mostrando i segni di una ferita al sopracciglio. E da qui è partita il nuovo scontro con la polizia. Gli appartamenti sono stati sequestrati su ordine della procura, che ha disposto appunto il sequestro preventivo, indagando 8 persone che occupavano da anni questi 4 alloggi che l'ATER ora vuole rimettere in graduatoria. Ma ripercorriamo questa mattinata ad alta tensione qui in quartiere Palestro a Padova nel nostro prossimo servizio. Mentre la ditta dei traslochi fa uscire materassi e mobili, esplode la rabbia del gruppo di antagonisti che questa mattina all'alba sono stati sgomberati da 4 alloggi ATER di Via delle Melette a Padova, occupati abusivamente da anni. La polizia, su disposizione della procura, è entrata negli appartamenti per far uscire i ragazzi. Alla vista dei poliziotti, nell'ultimo alloggio, il gruppo di militanti dei centri sociali ha opposto resistenza, ammassando mobili contro la porta. Un tentativo di prendere tempo e permettere di disfarsi di alcune armi. Durante le perquisizioni dell'alloggio, infatti, sono stati ritrovati tirapugni, manganelli telescopici, qualche razzo bengala e delle rice trasmittenti. Nei momenti ad alta tensione una ragazza è rimasta ferita sbattendo contro una porta. Le sue compagne all'esterno mostrano la foto della giovane con l'arcata sopraccigliare sanguinante e parte il secondo scontro con la polizia e una cinquantina di manifestanti. Il sequestro preventivo è stato disposto dal Tribunale. 8 persone risultano indagate. Sono tutti giovani dell'area antagonista della sinistra padovana che occupavano gli appartamenti. Durante le perquisizioni sono stati trovati anche pericolosi allacci abusivi alle utenze. Una volta sgomberati, gli alloggi saranno riconsegnati all'ATER, che provvederà a ristrutturarli e metterli in graduatoria per assegnarli. E allora intanto ringraziamo la nostra collega Valentina Visentin per il suo preciso, puntuale collegamento per la ricostruzione dei fatti. Noi adesso torniamo a parlare di cultura, perché insomma questa finestra su ciò che sta accadendo proprio in questi minuti a Padova era più che doverosa. Abbiamo ascoltato le parole di Vittorio Sgarbi, dell'assessore alla cultura di Padova, in merito alla statua del Gattamelata, ma Padova in questo periodo, in questo autunno, ha vissuto veramente mesi di grande crescita dal punto di vista del turismo. Numeri da record per i luoghi tradizionali, ma anche per le mostre aperte contemporaneamente, 4 mostre aperte contemporaneamente in città. Un autunno, dicevamo, decisamente diverso dai precedenti.
Ottobre da record per il turismo a Padova, con 32.000 visitatori alla Cappella degli Scrovegni e quasi 14.000 al Palazzo della Ragione, e poi con 4 mostre di alto livello aperte contemporaneamente. Sono dati che di solito venivano registrati nei mesi alti, quindi aprile, maggio, giugno, poi l'autunno patavino era un crollo. Ecco, evidentemente è cambiato qualcosa. Padova ad un certo punto è riuscita a raccontarsi e a rappresentarsi a livello nazionale e internazionale come una città d'arte che merita di essere visitata. Molti turisti ora vogliono visitare Padova per le sue bellezze, vivere la sua storia e le opere della Urbs Picta. Dietro c'è un'imponente campagna di comunicazione che racconta Padova come città colorata, giovane, dinamica e, a quanto pare, lo dicono i numeri, questa è una strategia vincente. 4 grandi mostre, penso che nessuna città italiana possa vantare un numero di mostre importanti come Padova, un concorso di fattori che indubbiamente ha portato Padova a salire in modo significativo nel range delle grandi città turistiche. L'obiettivo è quello di superare i 2 milioni di presenze e fare concorrenza a Verona. Una bella concorrenza alla nostra vicina amata Verona, che è una città altrettanto bella con la quale Padova potrà un domani, mi auguro, non solo competere ma anche collaborare. Gli effetti positivi sono sugli alberghi, sulla ristorazione, sui trasporti. Un ottobre che manda un messaggio chiaro. A Padova non si viene più per sbaglio nel tragitto Verona-Venezia e viceversa, ma per una precisa scelta dei visitatori. E adesso cambiamo decisamente scenario, cambiamo decisamente argomento. In Marmolada la stagione invernale è a rischio. L'allarme lanciato dalla società che gestisce gli impianti, che non può operare a causa dell'ordinanza dello scorso 22 agosto del Comune di Canazei, che ha vietato l'accesso al ghiacciaio. Tutto questo rischia di compromettere, come dicevamo, i prossimi mesi. Vediamo. Eccola l'ordinanza della discordia. Si tratta del secondo provvedimento dopo quello urgente assunto dopo il distacco del Seracco sul ghiacciaio della Marmolada che causò 11 vittime. Il blocco di accesso al massiccio della Marmolada lato Trento è datato 22 agosto. Un'ordinanza contingibile e urgente che pareva destinata a decadere con l'approssimarsi della stagione invernale e che invece è tuttora in vigore ed è un ostacolo al lavoro di preparazione della pista da sci in capo alla società che gestisce le funivie del massiccio. Ad oggi non abbiamo delle certezze, non abbiamo delle risposte su eventuali date di possibili aperture o possibili decisioni in merito. I nostri legali hanno cercato di contattare sia le commissioni tecniche, chi doveva decidere, sia a livello politico, però abbiamo sempre avuto delle risposte informali, di conseguenza abbiamo deciso di attenere questa linea, insomma, nel buon senso. Per il momento perciò nessun ricorso gerarchico al commissario del governo per la provincia di Trento né al TAR, tantomeno al capo dello Stato, a cui si può ricorrere in via straordinaria entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza. La questione da qualsiasi parte la si guardi è preoccupante, spiega il sindaco di Rocca Pietre. Questo comporta per noi un problema enorme, perché non riusciremmo ad aprire la pista della Marmolada e quindi diventerebbe un problema aprire anche il collegamento del Padon, che vive sulla possibilità che gli sciatori possano raggiungere la Marmolada. Queste ultime giornate sono trascorse freneticamente, contatti ripetuti fra il comune di Rocca Pietre e la regione Veneto, mentre pare che il comune di Canazei sia in attesa di una perizia per poter decidere il da farsi. Nel frattempo per Marmolada SRL senza certezze si prevedono danni incommensurabili. Ingenti sia a livello tecnico, perché non saremo pronti ad aprire una pista come preventivato i primi di dicembre, ma più anche a livello organizzativo, perché come sa coi tempi che corrono trovare il personale stagionali, che è sempre più difficile, per noi non dare una certezza ai nostri collaboratori di aperture, date di inizio o quant'altro può creare dei dissapori all'interno della società. Dalla Marmolada adesso ci spostiamo sui Colli Euganei, una querelle che sta animando la discussione tra i sindaci del territorio, quella tra il Serprino e il Prosecco. Riassumiamo tutto nel prossimo servizio.
Tutelare il serprino significa tutelare il territorio. Anche il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, interviene sulla querelle che vede contrapporsi due eccellenze vitivinicole venete come il Prosecco e il Serpino. In particolare, in questi giorni fa discutere il divieto di impiantare nuovi vigneti di glera per serprino. Mortandello, attivo da sempre per la tutela e la promozione dei vini dei colli, che per il bacino termale rappresenta anche un veicolo di promozione turistica, lancia un appello perché si ritrovi unità. Rispetto ad alcune frizioni che sono avvenute in seno al consorzio vini dei Colli Euganei, l'auspicio è che tutto si riconduca a buonsenso, perché troppo spesso le logiche economiche e gli interessi apparentemente vantaggiosi che si hanno nel breve termine portano a sacrificare alcune produzioni rispetto ad altre. Quindi, oltre a un senso di responsabilità dei viticoltori, serve anche un grandissimo senso di appartenenza alla comunità euganea, che non significa escludere a prescindere qualcuno, ma significa tutelare ciò che ci rende unici. Il dibattito va bene, spiega Mortandello, ma l'auspicio del primo cittadino del comune termale è che il consorzio vini rimanga unico. Il serprino assume non solo una caratteristica importante per il territorio, ma può rappresentare anche una leva da un punto di vista turistico. Non vi racconto, perché andrei veramente lungo, le espressioni piacevoli di tanti turisti a cui consegniamo come omaggio una bottiglia di serprino dei Colli Euganei prodotta da un'azienda qui di Montegrotto Terme, da un'azienda vitivinicola, con una etichetta personalizzata che riprende anche il logo della destinazione turistica Terme Colli Euganei. Nel prossimo servizio parliamo di Made in Italy, lo facciamo con chi se ne intende, perché da una settimana è al Ministero per le Imprese e il Made in Italy come sottosegretario. La persona in questione è il veneto Massimo Bitonci, con cui facciamo il punto della situazione riguardo alle imprese, ai primi provvedimenti in arrivo a sostegno delle famiglie e del mondo produttivo. Ho girato moltissime aziende, ma il leitmotiv è sempre lo stesso, cioè nel senso che è difficile quest'anno chiudere i bilanci quando hai un aumento del costo dell'energia che è raddoppiato, triplicato e qualche volta anche quadruplicato. Sottosegretario con delega alle situazioni di crisi nelle aziende, il padovano Massimo Bitonci, da meno di una settimana al lavoro al Ministero per le Imprese e il Made in Italy, si aspetta mesi critici per il tessuto produttivo veneto e italiano. Vediamo comunque che c'è un aspetto positivo nell'ultima settimana, nel senso che il prezzo del gas è tornato a livelli più bassi, lo vedremo nelle bollette, anche qui la bollettazione mensile sta dando dei riscontri positivi, l'aumento per il prossimo mese per le famiglie sarà ridotto a un 10% rispetto ai mesi precedenti. Imprese e famiglie rimangono tuttavia in balia di fluttuazioni difficilmente prevedibili e il tempo per intervenire è ridotto. Stiamo lavorando e domani avremo un incontro con il ministro Urso, gli altri sottosegretari e i dirigenti per la predisposizione della legge bilancio. Approveremo domani alla Camera questa nota di variazione del documento di economia e finanza. Ormai l'inflazione, soprattutto sui beni alimentari, ha superato il 12%, il famoso carrello della spesa. Aumentano anche le entrate fiscali. Queste entrate fiscali saranno utilizzate per un ulteriore decreto aiuti che verrà approvato questa settimana o al massimo nei primi giorni di settimana prossima. E poi la legge di bilancio con degli scostamenti anche importanti, si parla di 30 miliardi di aiuti alle famiglie e alle imprese, quindi rinnovando i crediti d'imposta, rinnovando il taglio delle accise per la benzina e per il gasolio e per aiuti diretti alle famiglie. Ci fermiamo adesso per l'ultimo break pubblicitario, rientriamo tra poco perché dobbiamo parlare di politica cittadina, ci sono altre notizie di cronaca, poi il turismo, la cultura, lo sport, i nostri approfondimenti, restate con noi.
13.05, ben ritrovati in diretta con il nostro Focus TG. Abbiamo ancora poco meno di mezz'ora da trascorrere insieme, ma sono tante le cose ancora da vedere, ancora da approfondire. Come vi dicevo, riapriamo la pagina di cronaca con altre notizie del territorio. Ci spostiamo adesso a Torri di Quartesolo, intervento dei vigili del fuoco in autostrada A4, un tir ha perduto improvvisamente parte del carburante. Torri di Quartesolo, autostrada A4, area di servizio Tesina Sud. Un auto articolato durante la marcia ha urtato un residuo metallico abbandonato sull'asfalto che è finito contro il serbatoio di carburante forandolo. Ha originato una perdita pericolosa di gasolio. I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza l'area e soprattutto per estrarre il carburante. Sono quindi intervenuti 2 tank e una pompa che hanno travasato 1090 litri di diesel in sicurezza. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di furti e razzie nelle case sia nell'Alta Padovana che a Mestre, nel Veneziano, insomma a macchia di leopardo in tutto il nostro territorio. Non si salva, tra virgolette, neanche Treviso, controlli intensificati e pattuglie nei quartieri anche nel tardo pomeriggio quando cala l'oscurità. Sentiamo cosa ci dice ai nostri microfoni il sindaco di Treviso. Gli ultimi affagarè della battaglia, ma ormai le bande di predoni non risparmiano alcuna zona della Marca, dalla Pedemontana al capoluogo. Appartamenti, case singole, ville di lusso, non fa differenza. I ladri entrano, arraffano tutto quello che trovano e poi si dileguano, lasciandosi alle spalle devastazione e rabbia. Carabinieri e polizia indagano sugli ultimi colpi. Intanto in città l'amministrazione comunale intensifica i controlli. Noi stiamo incrementando l'organico della polizia locale, stiamo incrementando le installazioni delle videocamere di sorveglianza e stiamo incrementando anche le tecnologie a disposizione della polizia locale, come per esempio droni con anche delle telecamere notturne. Furti in abitazione che sono aumentati con l'entrata in vigore dell'ora solare e la diminuzione delle ore di luce, oscurità che favorisce i malintenzionati che nelle ultime settimane hanno colpito soprattutto nel tardo pomeriggio e all'ora di cena, anche con i proprietari in casa. Abbiamo cominciato come ogni anno anche le pattuglie proprio nella fascia pomeridiana verso sera nei quartieri, proprio per andare ad identificare tutti coloro che transitano nei quartieri in quelle fasce orarie là. Chiederemo però al Ministro che vengano incrementati anche gli organici delle forze dell'ordine, quindi Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, perché se riusciamo a far rete, se riusciamo a far squadra, ovviamente riusciamo a pattugliare meglio tutto il territorio provinciale. Sono passati 8 giorni, insomma poco più di una settimana dalla morte di Miriam Ciobanu. Lo ricorderete, la giovane travolta e uccisa la notte del 1° novembre mentre tornava a casa a piedi. Ebbene, questo drammatico episodio ha riportato ancora una volta alla ribalta il tema sensibile, importante, imprescindibile della sicurezza stradale. Questa domanda noi l'abbiamo girata ai cittadini. Ieri eravamo nel Bassanese proprio per parlare di sicurezza stradale, cosa c'è da fare se appunto i cittadini si sentono al sicuro. Strade più sicure e maggiore consapevolezza sui rischi quando ci si mette alla guida pongono l'accento su vari problemi cittadini. Primo, che ciascuno prenda le proprie responsabilità, per cui ti regoli se hai bevuto, se non sei sicuro, se non ci vedi, se è buio e sai come me che non ci vedi. E secondo, segnala i pericoli se sei il comune. Io sinceramente penso che la strada sia una cosa pericolosa a prescindere, cioè la strada è un ambiente pericoloso e le macchine, come ogni altra cosa, come ogni altra fonte di pericolo, messe nelle mani giuste sono uno strumento, messe nelle mani sbagliate o anche no, sono un pericolo. In molti chiedono pene severe e maggiore responsabilità, soprattutto ai giovani. Le leggi più severe e le famiglie più... controllare più i figli quando escono, specialmente al sabato sera,
Trovo che c'è tanto menefreghismo. L'omicidio stradale bisogna revocare la patente a vita, cioè prendere la patente e stracciargliela proprio all'istante e non guidare mai più, come alcuni paesi esteri lo fanno già. Ci va più polizia, più controlli. In Italia non c'è controllo. Ci vuole un po' di prudenza da parte dei giovani e da parte dei genitori che le permettono ai figli di avere delle macchine che sono pericolose. Se guardiamo quello che sta succedendo al mattino. 40 anni fa questo non succedeva, 50 anni fa, perché alle 10 di sera si era già a casa. E da una giovane una constatazione. Bisognerebbe essere un po' più attenti, cioè insomma non bere, non drogarsi e stare attenti, perché comunque purtroppo anche adesso si rischia che appena metti giù il piede puoi morire da un momento all'altro. Vedo anche tanta gente che conosco che corre e dovrebbero un po' diminuire, secondo me. Il fine settimana è ancora più pericoloso? Sì, diciamo di sì, perché vedo parecchie persone comunque che sì, non rispettano le regole. A proposito di sicurezza in questo caso dei pedoni, andiamo adesso a Vicenza, dove sono partiti gli interventi in 10 passaggi pedonali. Lungo la strada di Bertesina, in via Ragazzi del 99, in viale Mazzini, viale Monte Grappa, viale Dal Verme. È qui e in altre zone della città che 10 attraversamenti pedonali saranno segnalati e illuminati a LED, così da renderli più visibili agli automobilisti, per la sicurezza dei pedoni, che spesso segnalano la pericolosità di attraversare la strada, specie la sera. In questa zona succedono spesso incidenti sugli attraversamenti pedonali. Non hanno nessun rispetto di questo attraversamento né di quello di là. Basta stare attenti, cioè sta a noi anche nell'attraversamento, non buttarsi, ok? Io mi fermo in mezzo alle strisce se vedo che la macchina viene avanti. Illuminati sarebbe il minimo, quello sì. Da pedone come si vive? Malissimo, veramente male. Bisogna per forza guardare almeno 1000 volte sia a destra che a sinistra. E la sera? La sera, benché peggio. Si tratta di un programma pluriennale per la messa in sicurezza degli attraversamenti. Fino ad oggi ne sono stati potenziati 67 lungo le vie principali. In questi giorni prendono il via altri 10 interventi. Un investimento importante da parte dell'amministrazione comunale, sono 200.000 euro, andremo a mettere in sicurezza 10 passaggi pedonali, chiaramente per tutelare gli utenti deboli della strada, quindi in priorità pedoni e anche ciclisti, soprattutto di sera. L'auspicio chiaramente è che gli automobilisti tengano la giusta velocità, perché quello è un fattore fondamentale per evitare incidenti. E intanto scattano a Bassano le limitazioni del traffico a causa dell'inquinamento. Da Viale delle Fosse a Via Scalabrini, da Viale Diaz a Viale dei Martiri, passando per il Salotto Buono cittadino e le immediate vicinanze del Brenta. È questa l'area interessata dalle limitazioni del traffico che verranno attivate per contenere l'inquinamento atmosferico. Lo ha deciso l'amministrazione di Bassano del Grappa con un'ordinanza che rimarrà comunque in vigore fino al 30 aprile dell'anno prossimo e che si baserà sul cosiddetto semaforo, i cui colori sono legati alla qualità dell'aria e ai relativi stati di allerta. L'aggiornamento verrà fatto in corrispondenza con la pubblicazione da parte dell'ARPAV dei dati raccolti dalle centraline dislocate sul territorio. Quindi con il livello verde, ovvero in condizioni normali, non possono circolare le auto a benzina fino all'Euro 1 e fino all'Euro 4 per i diesel. Il semaforo arancione scatta con 4 giorni di fila di superamento dei 50 microgrammi di PM10 per metro cubo d'aria e porta immediatamente al blocco degli Euro 2 a benzina e degli Euro 5 a diesel. Il livello rosso arriva dopo 10 giorni consecutivi di sforamento del limite dei 50 microgrammi di PM10 e prevede anche il blocco dei mezzi adibiti a trasporto merci classificati Euro 5. Per quanto concerne invece tutto il territorio comunale c'è il divieto di tenere i motori accesi durante la sosta e c'è il blocco delle combustioni all'aperto di ramaglie. Banditi pure i falò, anche quelli definiti rituali, e i fuochi d'artificio.
Continuiamo a parlare di sicurezza, non solo stradale, sicurezza a 360 gradi con anche il discorso legato ai controlli di vicinato, perché fra furti e appunto una sensibile richiesta da parte della cittadinanza di maggiore sicurezza, Zero Branco adotta un progetto innovativo. Vediamo. Sono 2 telecamere, sì. E vediamo che funzionano, che sono molto utili, anche perché a sera c'è movimento, c'è tanto confusione e delle volte serve un po' di sicurezza in più. Mostra la lista degli esercenti che hanno partecipato economicamente al progetto Adotta una telecamera Claudio Ceolin, storico titolare del bar commercio nel cuore di Zero Branco, uno dei territori più videosorvegliati della marca. Oltre 30 gli occhi elettronici gestiti dal comune, le cui immagini confluiscono in tempo reale al comando di polizia locale. Inserendo la targa di un veicolo abbiamo verificato che è passata in 4 portali. In base a questi 4 portali il computer ci ritorna un possibile percorso in blu che ha fatto il veicolo e quindi si riesce a capire se ha partecipato o meno a un atto criminoso. La sicurezza da queste parti, ribadisce il sindaco, è partecipata. Zero Branco, anche grazie all'impegno del consigliere ed ex generale Claudio D'Angelo, è anche terra di controlli di vicinato. Poi, visto che stiamo parlando di tecnologia, anche l'app Zero Branco Sicura ci dà una mano e quindi la possibilità di segnalare è H24. Siamo in allerta assoluta perché questo è proprio il periodo dove storicamente c'è una recrudescenza di furti nelle abitazioni e anche soprattutto nei confronti delle persone un po' più disattente o degli anziani. In questo momento non abbiamo segnalazioni qua a zero, ma sappiamo già che nei prossimi mesi e nelle prossime settimane potrebbero esserci dei casi. Noi stiamo cercando di lavorare al meglio, però i nostri concittadini devono in prima persona farsi carico anche loro di un pezzettino di sicurezza sociale e personale. Torniamo adesso a Bassano del Grappa, non parliamo di sicurezza, parliamo dei comitati di quartiere che poi in un certo modo sono delle sentinelle, insomma anche in questo caso si occupano di vigilare, segnalare i problemi dei quartieri, quindi in qualche modo legato al tema della sicurezza il prossimo servizio è legato, insomma, perché ci sono state le elezioni dei nuovi consigli di quartiere a Bassano. In conferenza stampa il comune ha fatto il punto della situazione, quindi sono stati sviscerati i numeri e anche il fatto che il quartiere centro storico non ha raggiunto il quorum e quindi tornerà alle urne entro il 6 febbraio del 2023. Dopo le elezioni di domenica, presentati nel dettaglio i risultati del rinnovo dei 21 consigli di quartiere di Bassano, il quorum minimo dell'8% è stato raggiunto e superato in 20, al di sotto è rimasto il quartiere centro storico, dove, come già accaduto nel 2012, i votanti si sono fermati a poco più del 6,5%. È sempre stato il quartiere che ha avuto il quorum più basso, ha sempre sfiorato l'8% e già in precedenza in altre edizioni non era stato raggiunto il quorum. Entro i prossimi 3 mesi faremo una nuova elezione, sperando nel frattempo con una campagna di sensibilizzazione di centrare l'obiettivo. Al voto anche i residenti stranieri del comune e i cittadini tra i 16 e i 18 anni, come accade dal 2012 sulla base delle modifiche apportate al regolamento comunale. Per il quartiere centro storico i 4.223 potenziali elettori saranno chiamati al voto entro il prossimo 6 febbraio, probabilmente subito dopo le vacanze di Natale. Nel resto dei quartieri, nel corso della prima riunione, sarà eletto il presidente, che potrebbe anche non essere il consigliere più votato. Andiamo adesso ad analizzare nel dettaglio come è andata nelle elezioni di domenica dei consigli di quartiere. Elezioni 2022 archiviate con risultati soddisfacenti sul fronte della partecipazione. Nei 20 quartieri dove il quorum è stato raggiunto sono 198 i consiglieri eletti su 234 candidati ammessi alla consultazione. Analizzando la composizione dei singoli quartieri, è San Vito quello più popoloso, dove gli aventi diritto al voto residenti dai 16 anni in su erano 5.586.
Il quartiere invece meno popoloso è il quartiere Pre, dove gli aventi diritto al voto sono 217. Pochi ma molto affezionati al loro quartiere, i bassanesi del quartiere Pre, che conferma la sua tradizione di partecipazione con una percentuale del 44,70% degli aventi diritto, 97 cittadini su 217, mentre i meno affezionati a questa consultazione sono i bassanesi residenti in centro storico, dove il quorum si è fermato al 6,63% e non è stata raggiunta la soglia minima dell'8. In totale erano 37.333 i bassanesi chiamati ad eleggere i loro rappresentanti di quartiere. Di questi 859 hanno tra i 16 e i 18 anni. I minorenni che si sono recati alle urne sono 72, 50 in totale votanti stranieri residenti in città, nella percentuale piuttosto risicata dell'1% del totale. La Croce Verde diventa ancora più green, niente più stoviglie di plastica per le cene dei volontari della Croce Verde a Padova, un modo concreto per ridurre gli sprechi e rispettare l'ambiente. La Croce Verde di Padova diventa green, svolta ambientalista per l'associazione di volontariato che dal 1913 offre ai padovani il servizio di trasporto e assistenza di infortunati e malati. Le stoviglie usa e getta, utilizzate per i passi dei volontari, saranno infatti sostituite con piatti di porcellana, bicchieri di vetro e posate in acciaio che verranno lavati grazie alla nuova lavastoviglie industriale. Un percorso iniziato già da qualche anno. È nata alcuni anni fa dalla scelta appunto di regalare, di cambiare appunto le bottigliette di plastica a quelle dei distributori automatici e mettere a disposizione di volontari e dipendenti un distributore di acqua naturale gasata gratuita per il loro servizio, regalando in Natale 2 anni fa delle borracce appunto. Da lì, rendendoci conto di quello che è stato il risparmio ambientale di questa iniziativa, abbiamo pensato di ridurre anche la plastica che veniva utilizzata nelle squadre notturne durante le cene. Ogni anno venivano usati quasi 320 kg di plastica che corrispondono a 1550 kg di CO2 che ora, grazie alle stoviglie donate da 2 ristoranti affiliati all'Appe, saranno risparmiati. Si sentono tanti discorsi di massima, bisogna fare questo, bisogna fare l'altro, poi non si sa mai cosa concretamente il cittadino cosa possa fare. Cominciamo dalle piccole cose e da lì ci muoviamo. Io credo che questa sia un messaggio anche per sensibilizzare le persone, la società, che chiunque può fare qualcosa. E a proposito di ambiente e di green, è stata pubblicata l'attesa classifica di Legambiente Sole 24 Ore. Treviso è sesta in Italia con grande soddisfazione. È il miglior risultato mai raggiunto dal capoluogo della Marca da quando la classifica sull'ecosistema urbano di Sole 24 Ore Legambiente è diventato un appuntamento annuale fisso quanto atteso. Treviso è la sesta città in Italia, l'anno scorso era nona. Sono soddisfazioni, poi ricordo che le classifiche lasciano sempre il tempo che trovano, perché a volte si esulta, a volte ci si arrabbia. Oggi però credo che questa certificazione da un punto di vista ambientale che arriva dal Legambiente e dal Sole 24 Ore conferma il buon lavoro che come amministrazione abbiamo cominciato a fare fin dal primo giorno, quindi il raddoppio delle piste ciclabili, il raddoppio del patrimonio verde in base al numero degli abitanti. Fra i risultati migliori il primato nella raccolta differenziata 87,8%, le buone performance in ambito di metri di piste ciclabili ogni 100 abitanti con circa 122 km totali contro i 61 del 2021. Gli alberi ogni 100 residenti in aree di proprietà pubblica erano 24 l'anno scorso, sono 44 oggi. Restano però alcuni nodi da sciogliere come quello delle acque reflue e la qualità dell'aria. Nel caso della rete fognaria, problema storico per Treviso, si è partiti dal 33% di cittadini allacciati con l'obiettivo di arrivare a 60%. E poi ci sono anche degli elementi che devono assolutamente essere migliorati e su quelli lavoreremo e cominceremo uno studio di analisi già a partire da questi giorni, proprio perché l'obiettivo è quello di arrivare primi e non sesti, però intanto godiamoci questa top 10 da un punto di vista ambientale che dà risposta soprattutto alla fascia di popolazione più giovane, i giovani e i nostri bambini.
A Trichiana l'altro giorno cerimonia ufficiale per la ripartenza di Ceramica Dolomite, un marchio, una fabbrica, un progetto esempio di chi insomma da tempo ce la fa. Una fabbrica in cui risuona il rumore dei macchinari, che è musica per chi l'ha vista chiusa, la sintesi di un processo trasparente e credibile avviato da una cordata di imprenditori lungimiranti. Oggi riparte ufficialmente Ceramica Dolomite, l'azienda che è stata un simbolo del territorio bellunese grazie a un lavoro di squadra che ha fatto del rilancio dell'azienda di Trichiana un laboratorio nazionale. Oggi ci sono situazioni anche nel nostro territorio dove imprenditori, politica e sistema bancario possono fare la differenza nel tenere la testa delle aziende sul nostro territorio. A parlare è Enrico Marchi, il presidente di Banca Finint, che il 30 novembre dello scorso anno chiese la possibilità di accesso alla procedura per l'acquisizione di Ideal Standard ai fini della reindustrializzazione del sito, unitamente al marchio Ceramica Dolomite. Con Marchi entrano in società con quote paritetiche la Zafin di Bruno Zago, la Luigi Rossi Luciani e la Delfin di Leonardo Del Vecchio, ed è per il cavaliere l'applauso commosso della platea riunita oggi nel quartier generale di Ceramica Dolomite. La vicenda di Ceramica Dolomite ha dimostrato che salvare le aziende è possibile. Questo è un buon successo che io porterò al Ministero dello Sviluppo Economico come buona pratica. Noi abbiamo bisogno di maggiori fondi anche nazionali per difendere le aziende strategiche, perché così è successo di essere riusciti a coinvolgere anche una multinazionale, Ideal Standard, che è stata costretta lei a mettere risorse. Io vorrei che fosse lo Stato italiano a farlo. Oggi il premio va a un metodo di lavoro, quello applicato da Regione e Mise, e alla collaborazione fra pubblico e privato. Un grande laboratorio a livello nazionale che permette al Veneto di essere guida anche nel salvataggio delle imprese, perché si possono salvare grandi imprese del territorio in tutta Italia e soprattutto farlo attraverso le tante persone che amano l'industria. Una rinascita di un'impresa, di un'azienda, ma anche di un territorio e di un comparto. Riassumiamo tutto nel prossimo servizio. Straordinaria la gioia e l'emozione e l'orgoglio che provo ad essere qui oggi a rappresentare il Comune ma l'intera comunità, che guardiamo avanti con grande fiducia per il nostro territorio, ma soprattutto per i nostri lavoratori e soprattutto per i nostri lavoratori che hanno dato il massimo. Anni di apprensione e di profonda preoccupazione in Sinistra Piave, che ha condiviso la contemporanea crisi dei suoi gioielli più importanti, ACC e Ideal Standard, un campanello d'allarme colto dalla Chiesa che ha portato in piazza migliaia di persone. Siamo stati sul pezzo, certo, attraverso anche i nostri delegati per la pastorale sociale, facendo sentire una vicinanza e anche una presenza concreta in alcuni momenti particolarmente significativi. Ci siamo resi conto che c'era bisogno proprio di tutti. Ho l'impressione che proprio questo domandi anche il nostro territorio, perché qualsiasi iniziativa, questa sul lavoro, un'azienda che riparte, eccetera, non possono essere pensati isolatamente. È stato Luciano Favero, già amministratore delegato di Ceramica Dolomite e senior banker di Banca Finint, a fare gli onori di casa questa mattina a Trichiana. Favero ha condiviso la sua emozione per la riuscita del progetto e il rilancio del marchio. Ma è fondamentale che questa fabbrica sia una fabbrica che ha un marchio, che gestisce attività commerciali in proprio, non come prima. Deve diventare una fabbrica in cui le decisioni commerciali e industriali si prendono sedendosi attorno a un tavolo e decidendo. Questo credo che sia la forza strategica che avrà questa azienda. Numerosi gli ospiti istituzionali, oltre ai rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e UIL, del mondo imprenditoriale, di categoria e politico. Tutti noi guardiamo con assoluta non solo attenzione ma anche con spirito collaborativo a questo nuovo progetto. Io sono a disposizione, ovviamente, essendo l'unico parlamentare bellunese, di qualsiasi cosa l'azienda possa volere o abbia bisogno anche a livello normativo. È tutto per questa edizione di Focus TG. Ringrazio la regia di Fabio Verin, sempre attenta e puntuale, i nostri colleghi per i vari collegamenti e le notizie, e ringrazio voi
che come sempre ci dimostrate grande affetto nel seguirci quotidianamente. Vi ricordo brevemente solo gli altri appuntamenti serali dedicati all'informazione su Rete Veneta, TG Bassano e TG Vicenza, con tutte le altre notizie del corso della giornata. Grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani.